Allora, buonasera a tutti, grazie a tutti per essere intervenuti a questo appuntamento dedicato a Luigi Tenco. È una cosa che ci ha entusiasmato tantissimo anche a noi. L'idea l'abbiamo maturata questa primavera ancora, ci sembrava lontanissimo l'idea di aspettare, vero Massimo, di aspettare 7-8 mesi per questo evento. Comunque è andata bene. Nel frattempo è successo che appunto l'associazione Mestre Mia si è trovata con un'altra associazione molto importante come Voci di Velluto, e da qui è nata l'idea di questa collaborazione che mi auguro, anzi ne sono certo, proseguirà nel tempo. Quindi io non voglio rubare altro tempo agli artisti perché è molto importante rispettare gli orari, anche perché siamo a cavallo dell'ora di cena e tutte queste cose, per cui immagino che molti di voi avranno altri programmi. Quindi vi porto i saluti a tutte e a tutti da parte dell'Associazione Mestre Mia. Ringrazio il Presidente Massimo D'Onofrio di Voci di Velluto, saluto con un caro abbraccio tutti gli artisti e credo che assisteremo ad uno spettacolo veramente molto, molto interessante. Grazie ancora e passo la parola a Massimo D'Onofrio. Grazie. Grazie Andrea, buonasera a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti e ringrazio sicuramente la direzione dell'M9 che ci ha ospitato, Andrea Sperandio e Mestre Mia per la collaborazione che ci ha garantito, ci ha aiutato per allestire questo spettacolo. La nostra è un'associazione di promozione sociale nata nel giugno del 23, è un'associazione che si occupa soprattutto di promozione della lettura e di conoscenza, approfondimento della letteratura, convinti che la letteratura sicuramente è la rappresentazione della nostra umanità, delle nostre emozioni e sentimenti. Noi crediamo molto in questo e abbiamo pensato con amici e colleghi che da lungo tempo lavorano in teatro e anche nella lettura ad alta voce di fondare, di istituire questa associazione che si occupa essenzialmente di formazione per quanto riguarda l'uso artistico della voce e quindi facciamo dei corsi di reclutamento di lettori per implementare il nostro parco voci, quindi di lettura espressiva, convinti che la voce, questo dono meraviglioso di comunicazione che ci è stato donato senza meritarlo, così dalla nascita, può davvero avere degli effetti incredibili nella comunicazione, nelle relazioni umane. I nostri corsi sono quindi sicuramente di lettura espressiva, ma anche di salvaguardia delle corde vocali e quindi interessano anche tutte quelle professionalità dove si usa molto la voce, anche se poi non hanno delle età artistiche e quant'altro. Ma la parte principale della nostra attività è allestire reading di questo tipo e quindi recital come in questo caso, ma anche recite vere e proprie, sempre utilizzando molto e soprattutto la lettura ad alta voce. E non disdegniamo anche collaborazioni con altre forme rappresentative, altre arti rappresentative, quali la musica, come in questo caso, e anche a volte anche il danzatore, eccetera. E per concludere poi ci stiamo attrezzando, perché siamo moderni e digitali, anche con degli aspetti più tecnici, più digitali, visto che l'era ormai dei podcast impera, e quindi ci stiamo attrezzando con uno studio di registrazione per arrivare a fare anche noi dei podcast e addirittura a rispolverare i vecchi radiogrammi, gli sceneggiati radiofonici che sicuramente alcuni di voi si ricorderanno, quindi il teatro alla radio, dove tutto è e solamente nella voce. Ecco, e speriamo di riuscire a fare anche questo e non mi rimane quindi che augurarvi una buona visione e un buon ascolto. Grazie.
27 gennaio del 1967. Muore in una camera dell'Hotel Savoy di Sanremo Luigi Tenco. È una data molto importante per la musica italiana, oltre a essere ovviamente un evento assolutamente traumatico. È un po', se vogliamo, la data che segna la nascita, almeno da un punto di vista mediatico potremmo dire, della canzone d'autore. La canzone d'autore che esisteva già, con questo evento traumatico esce veramente allo scoperto e diventa un fatto popolare. Luigi muore di suicidio, almeno questa è la versione che poi verrà resa ufficiale. Ma questo suicidio per l'epoca era una cosa insopportabile. La gente l'opinione pubblica non ne voleva sentire parlare. E quindi tantomeno il mondo dello spettacolo, perché come sappiamo bene, the show must go on, ci insegnano gli americani, no? Lo spettacolo deve continuare. E quindi quel famoso Sanremo del 67 non fu fermato, come chiedevano gli artisti, perché gli artisti chiedevano che fosse fermato, ma continuò come se nulla fosse successo. In realtà Luigi per quel Sanremo aveva in mente un'operazione culturale interessante, molto interessante. Lui voleva avvicinare un pubblico più vasto alle sue canzoni, perché fino a quel momento era un cantautore, un artista, se vogliamo, di nicchia, cioè lo conoscevano ma non tantissime persone, era molto ben valutato e stimato. Ma lui voleva un pubblico più vasto, voleva che le sue canzoni raggiungessero, come dire, la massa. Ecco, per capire meglio il suo pensiero, la sua idea a questo proposito, noi adesso vi facciamo ascoltare veramente una brevissima intervista che lui concesse pochi giorni prima di quel famoso Sanremo a Daniele Piombi, un famoso giornalista dell'epoca. Ecco, vi chiedo di prestare attenzione perché si tratta veramente di un reperto, perché si tratta di una cosa rubata a Radio Monte Carlo. Vi dico solo questo, quindi mi raccomando, l'abbiamo cercato di migliorare, però l'audio non è meraviglioso. Si tratta di una canzone con la quale vorrei cercare di tracciare una nuova linea per questa che è la canzone italiana, cioè pur sfruttando i suoni e quello che possono essere le innovazioni tecniche che si sono trovate in tutto il mondo, però inserire in queste canzoni qualcosa di tipico, di folcloristico italiano. Allora c'è del folklore italiano, tipico nazionale, c'è in questa canzone. Ed è una canzone che tu ritieni sia adatta ai giovani? Beh, io penso che i giovani, come tutti gli altri, siano adatti a delle canzoni. Insomma, se questa canzone era giudicata una bella canzone, io l'ho già giudicata tale, se no non l'avrei portata qui. Luigi Tenco è considerato di solito dalla critica, dall'ambiente ufficiale della musica leggera, un cantautore un po' diverso, un po' difficile magari da affrontare, da poter giudicare. Perché sono cantautori difficili? Perché sei sempre stato alla ricerca di qualcosa di originale, spesso anticommerciale e volutamente antitradizionale, e probabilmente questa canzone determinerà un certo interesse proprio per la sua anticonvenzionalità. Possiamo dirlo questo, no? Non lo so questo perché appunto ti dicevo, questa linea che io sto cercando cerca proprio di riavvicinare a un determinato tipo di testi, a un determinato tipo di mentalità, a delle linee più semplici, più accessibili, soprattutto più in comune con il pubblico. Ma c'è un messaggio in questa canzone? Sì, c'è un messaggio che però è detto con un linguaggio diverso da mio, ma del pubblico. E vorrei una tua opinione sull'interpretazione che di questa canzone ne darà Dalida. È senz'altro la migliore interpretazione che si potesse dare di questa canzone. Tu speri in un'affermazione, in un'entrata in finale o in una vittoria? Una vittoria. Sì. Una vittoria a Sanremo. Sì. Allora diciamo che il pronostico di Luigi Tenco per questo 17° festival
la canzone ha per titolo Ciao amore ciao. È la canzone appunto che Luigi presentò a quel Sanremo. Quella canzone è, secondo me, un po' il simbolo del travaglio, del momento che stava attraversando Luigi. Perché? Perché quella canzone è il frutto dell'inserimento di Luigi nella più importante casa discografica dell'epoca, la RCA. La RCA aveva pensato ad un'operazione commerciale per quel famoso Sanremo, in cui mettevano insieme Luigi Tenco con una nota artista francese che si chiamava Dalida. Si trattava di un binomio, diciamo, perfetto anche dal punto di vista mediatico, perché tutti e due belli, tutti e due un po' ombrosi, e naturalmente è perfetto per costruirci sopra di tutto e di più sui giornali e quant'altro, insomma, ecco. E quindi era un modo meraviglioso per lanciare il brano a Sanremo. Ecco, diciamo che però Luigi non è tanto convinto da un punto di vista proprio come artista di questa cosa, tant'è vero che il suo testo originale, cioè quello che lui doveva presentare originariamente a Sanremo, era diverso da Ciao amore ciao. Era un testo che si chiamava Li vidi tornare ed era un testo antimilitarista, proprio che sembrava gran poco sanremese. Quindi la casa discografica lo convinse, diciamo, a optare per un testo, definiamolo più soft, che più sanremese da poter presentare. Lui questa cosa la accettò, ma la patì anche perché dentro di sé aveva questa, come dire, questa sua ritrosia, no? Naturale nei confronti degli eventi di massa, nei confronti del grande pubblico, nei confronti del clamore, no? Lui era un uomo molto riservato. Però nello stesso tempo, l'abbiamo visto anche prima con l'intervista, lui voleva far conoscere le sue canzoni al pubblico e quindi viveva questo contrasto, no? Da un lato la sua riservatezza, no? E la sua voglia di stare in disparte, e dall'altro questa voglia invece di farsi conoscere e quindi di avere anche successo. Poi lo avete sentito anche durante l'intervista, no? Pensava addirittura di arrivare prima. Ecco, per dirvi come è arrivato Luigi Tenco a quel Sanremo, vi racconto un breve aneddoto, che in realtà è un aneddoto che raccontò Mike Bongiorno, che era il presentatore di quella edizione. Ecco, racconta Mike Bongiorno che lui fu costretto a spingere letteralmente sul palco Luigi per costringerlo a esibirsi, perché lui non voleva. Era in condizioni assolutamente pietose, nel senso che era tesissimo, era anche probabilmente pieno di psicofarmaci e fece una esibizione orribile e anche per questo motivo la sua canzone fu scartata. Noi però questa sera rendiamo omaggio a tutte e due le versioni di quella canzone. Solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si muore. È un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao.
saltare 100 anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei in cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper fare niente in un mondo che sa tutto e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. 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 Li vidi tornare, li vidi passare vicino al mio campo. Ero un ragazzino, stavo lì a giocare. Erano 300, erano giovani e forti. Andavano in fronte, col sole negli occhi, e cantavano tutti in coro. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Avrei dato la vita per essere con loro. Dicevano domani torneremo. Aspettai domani per giorni e per giorni, col sole nei campi e poi con la neve. Chiedevo alla gente quando torneranno. La gente piangeva, senza dirmi niente. E da solo io cantavo in mezzo ai prati. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ma una sera ad un tratto chiusi gli occhi e capii. E quella notte in sogno io li vidi tornare. Dunque, la morte di Tenco fu subito etichettata come suicidio. Le indagini furono estremamente sbrigative, fatte anche male, con grande superficialità. Pensate solo che Dalida, che era la principale testimone, colei che ha trovato il corpo di Luigi, Dalida fu sentita solo una volta dalla polizia di Sanremo e poi rimandata subito in Francia per non tornare più in Italia. Questo per dirvi, ma poi furono fatti tantissimi errori nel corso dei rilievi, nel corso delle indagini. Il concetto era che si voleva sbrigare la faccenda rapidamente, cioè si voleva che la cosa si concludesse, che non ci fossero strascichi di nessun tipo. Questo diede ovviamente adito a tutta una serie di ricostruzioni più o meno fantasiose che poi, se voi volete divertirvi, o divertirvi per modo di dire, le trovate sul web. Teorie più o meno complottiste, la mafia marsigliese, cioè di tutto e di più. Comunque, a me non interessano, a noi non interessano queste cose. A noi interessa parlarvi della vita e delle canzoni di Luigi. E la cosa, diciamo, che ci è rimasta, l'ultima cosa che ci è rimasta di Luigi è il suo biglietto di addio. Lui scrisse un biglietto d'addio, anche questo fu oggetto di varie interpretazioni, però il perito calligrafico dell'epoca attribuì la scrittura a Luigi. Quindi per noi è un documento autentico e come tale ve lo presentiamo.
Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose di Orietta Berti in finale e ad una commissione che seleziona la rivoluzione di Gianni Bettenati. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Luigi. Sul suicidio di Luigi possiamo tentare di fare un paio di riflessioni, una di carattere culturale e una più personale. Quella di carattere culturale ha, diciamo, come oggetto il clima dell'epoca. A quell'epoca, stiamo parlando degli anni 60, 50, 60, era un'epoca in cui possiamo dire che in un certo ambiente il suicidio andava di moda. Era un po' da artista, no? Un po' non compreso, no? Che si erigeva in qualche modo a entità morale, no? E quindi questo atto era un atto di estrema ribellione, quasi, in un certo senso. Diversi artisti in quel periodo tentarono il suicidio, come ad esempio Gino Paoli, come la stessa Dalida, e altri vi riuscirono, come appunto Luigi oppure Cesare Pavese. E poi invece vi è una questione più strettamente personale. Luigi era una personalità estremamente complessa, una personalità che non poteva essere liquidata, come spesso si faceva, come una personalità ombrosa, triste, addirittura depressa, cioè un depresso. Non era vero. Luigi era una persona che ad esempio con gli amici era estremamente socievole, scherzoso, quindi aveva tanti aspetti. Ecco, però di una cosa possiamo essere assolutamente sicuri: per lui la libertà veniva sopra ogni altra cosa e in nome della libertà si poteva sacrificare qualunque altra cosa, anche la vita. Il manifesto di questa sua filosofia lo troviamo in una delle sue canzoni che questa sera ascoltiamo. Ognuno è libero. Cosa c'è di strano da guardare tanto? Forse perché noi non siamo vestiti bene, pettinati come voi. Adesso non vi piace così come siamo. Non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Tanto più che noi non cerchiamo nessuno, non ci siamo mai sognati di convincere gli altri a vivere come noi. Quel che fa la gente ci interessa poco, anche se uno andasse in giro con cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Invece tra voi ce n'è più di uno che è vestito bene, pettinato bene, però per bene non è. E questo qualcuno si è messo
quelle buone o con le cattive, deve fare quel che vuole lui. Ognuno è libero di fare quello che gli va, ognuno è libero di fare quello che gli va. Come spesso succede, la grandezza di un artista la si scopre dopo la sua morte. Nel caso di Luigi andò proprio così. Le sue canzoni cominciarono a vendere veramente tanto dopo la sua morte. Diciamo che il testimone simbolico delle canzoni di Luigi, del suo essere cantautore, venne preso dalla generazione di cantautori suoi coetanei, come Bruno Lauzi, Gino Paoli, Fabrizio De André, Umberto Bindi, e poco dopo, qualche anno dopo, da una generazione nuova di cantautori, come Roberto Vecchioni, De Gregori, Dalla, Pino Daniele, che trovarono la loro consacrazione con il premio Tenco. Esatto, trovarono proprio il modo di esprimersi attraverso il premio Tenco. Sì, il premio Tenco che però fu preceduto dalla nascita del Club Tenco. Il Club Tenco fu fondato, forse pochi lo sanno, da una veneziana, Ornella Benedetti del Lido. Questa donna ebbe il merito di cominciare a raccogliere, diciamo, i fans di Luigi. Poi però chi diede una struttura a questa cosa fu un imprenditore ligure, Amilcare Rambaldi. Fu grazie a Rambaldi e ad altri amici suoi e di Luigi che nacque nel 1974 il premio Tenco. Il premio Tenco è un premio che valorizza la canzone d'autore, e attraverso appunto il premio Tenco vennero scoperti tanti artisti, e questi artisti durante il premio omaggiavano Luigi interpretando le sue canzoni. Noi però questa sera vogliamo dare un omaggio un po' particolare, ed è la canzone che il suo grande amico Fabrizio De André gli ha dedicato: Preghiera in gennaio. Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà consegnare. Quando verrà il tuo cielo, là dove in pieno giorno risplendono le stelle, quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte: venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga a voi con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche. Fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio, che al cielo e alla terra mostrarono il coraggio. Signore ben pensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo, in mezzo ai santi, Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso lo hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che hanno vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura.
meglio di lui, nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti, che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce, che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. È notevole questa poesia di Fabrizio De André. L'atteggiamento di Luigi nei confronti della vita e anche le sue fonti di ispirazione le capiamo meglio se conosciamo le sue origini. Luigi nasce il primo giorno di primavera del 1938 a Cassine, nel Monferrato. Si tratta di un borgo di campagna. Sua madre è una casalinga e suo padre è un contadino. Peraltro Luigi non conoscerà mai suo padre, perché morì prima. Si tratta di un ambiente chiuso, una mentalità appunto molto, molto ristretta. Girano voci, dicerie, e attraverso purtroppo queste voci Luigi viene a sapere di non essere il figlio di quel papà, ma di essere figlio di una relazione esterna, diciamo, che la madre ebbe con un nobile, fra l'altro, questo vabbè, detto per inciso. E lui patirà tantissimo questa cosa, questo fatto lui lo patirà veramente tanto nella sua vita, anche se magari non lo darà a vedere. Poi, ben presto, con la famiglia si trasferisce in un paese vicino, Ricaldone. Scusa Marco, quello che tu dici mi fa pensare a quanto sia stato speciale il rapporto di Tenco con la mamma, che all'epoca aveva tirato su 2 figli tutta sola. Esatto. E lui gliene fu per sempre grato. Esatto, la mamma di Tenco era una signora che appunto fu costretta poi a cominciare a lavorare, si dovette tirare su le maniche perché era morto il marito, e quindi cominciò a lavorare, a fare di tutto e di più per tirare su questi 2 figli, no? Luigi e Valentino. Valentino era il fratello maggiore. Diciamo che Luigi sviluppa un rapporto di amore e di grande riconoscenza nei confronti della madre e avrà modo nel corso della vita di ricambiare, no, questo fatto che la madre appunto si era presa cura così di lui, in particolar modo quando la madre si ammalò, e si ammalò in maniera anche piuttosto grave. In questa circostanza Luigi cominciò fin da presto, aveva 16-17 anni, andò in giro a fare le serate, e il motivo principale per cui faceva queste serate era raggranellare dei soldi per poter pagare le visite e le medicine alla madre. Quindi questo vi dice un po' anche di questo rapporto molto molto speciale. E diciamo che qual è il modo in cui Luigi esprime i suoi sentimenti, le sue emozioni? Le canzoni. E da questo rapporto molto speciale con la madre nasce quello che secondo me è un capolavoro della musica italiana e che questa sera ascoltiamo. Vedrai, vedrai. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso.
Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non son finito, sai, non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri d'averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fammi sperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, no, no, non son finito, sai, non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Dunque, Luigi sviluppa nei confronti della sua terra d'origine un rapporto di odio-amore. Odio perché si tratta di una terra molto, molto chiusa, in cui è difficile potersi esprimere, come dire, non è certo una terra dove possono fiorire gli ingegni, no? Amore perché ovviamente è la terra della propria infanzia, è una terra fra l'altro bellissima, piena di colori, piena di sapori, no? Il Monferrato, le Langhe, terra meravigliosa. Ecco, in questo senso, in questo, come dire, rapporto di odio-amore, noi possiamo avvicinare Luigi Tenco ad un altro grande artista di quella zona, Cesare Pavese, un grande scrittore e poeta italiano. Ci sono tanti punti in comune, a parte l'origine e purtroppo anche la fine, perché anche Cesare Pavese si suicidò. Anche alcune passioni, erano tutti e due dei grandi appassionati di letteratura americana e tutti e due avevano la passione politica, la passione per la politica. Quella di Cesare Pavese più eclatante perché aveva la tessera del Partito Comunista, Cesare Pavese era un dichiarato comunista,
e invece Luigi Tenco aveva la tessera del Partito Socialista. Le idee erano quelle, anche se diciamo Luigi era un po' meno evidente nella sua, come dire, nella sua manifestazione esterna, però le idee erano comunque molto simili. Ecco, e poi c'era questo abbinamento, proprio questo grande rapporto, no, di odio e amore nei confronti della loro terra di origine, che ha dato poi ha dato vita a dei pezzi notevoli. Questa sera ascoltiamo un brano inedito di una poesia di Cesare Pavese e poi la canzone che Luigi ha dedicato alla sua terra, che si chiama La mia valle. Coi poveri compagni sbrindellati giocavo nella polvere e i contadini magri discendevano lenti, bruciacchiati e ricurvi per lo stradone bianco. Avevano l'aspetto sconsolato della terra, tremenda sotto il sole, e delle case povere, annerite, le uniche cose al mondo che aveva mai conosciute. Se un giorno tu verrai via con me, amore mio, andremo insieme a vivere là nella mia valle, dove ho imparato ad amare il sole perché fa crescere l'erba nei prati, dove ho imparato ad amare la pioggia perché fa crescere l'acqua nel pozzo. Se un giorno tu verrai via con me, amore mio, andremo insieme a vivere là nella mia valle, dove la gente lavora i campi dalla mattina sino alla sera, senza problemi per il vestire e con la barba sempre da fare. Se un giorno tu verrai via con me, amore mio, andremo insieme a vivere là nella mia valle, e se quel giorno tu non verrai io dovrò piangere ma andrò da solo, perché se un giorno dovrò morire voglio morire nella mia valle. E il desiderio di Luigi di andare via dalla terra natia viene esaudito, perché con la famiglia si trasferisce fin da bambino a Genova. A Genova comincia la sua formazione scolastica e la sua formazione musicale. Comincia a ascoltare musica, comincia a suonare gli strumenti, il sax e il clarino. E pensate che la sua prima band la forma all'età di 13 anni con i suoi compagni di classe, tra i quali il più conosciuto è Bruno Lanz. Ha i suoi idoli ovviamente, come tutti i ragazzini,
E per quanto riguarda il cantante, il suo cantante preferito è Nat King Cole, il grande Nat King Cole. E il sassofonista invece preferito, perché lui suonava il sassofono, è Paul Desmond. Ah, il grande Paul Desmond, e ai tempi suonava nel quintetto di Dave Brubeck, è l'autore di Take Five. Take Five. Eh sì, Take Five. Ma non solo jazz, la sua formazione musicale è molto ampia, il rock, lo swing, gli esistenzialisti francesi. E oltre a una formazione musicale solida, ha anche una formazione scolastica solida. Frequenta il liceo ed è appassionato di letteratura italiana, francese, americana. In quegli anni si comincia a formare quello che verrà chiamato in seguito il gruppo dei genovesi. È un insieme di coincidenze incredibili che ha fatto sì che in quegli anni nascessero dei talenti veramente stupefacenti. Oltre a Luigi Tenco e a Bruno Lauzi, per esempio c'erano i fratelli Reverberi, c'era Piero Ciampi, c'era Gino Paoli, cioè incredibile come in quegli anni fiorissero a Genova dei talenti di questo genere. Comincia, dopo le, chiamiamole baby band, a frequentare dei gruppi un po' più significativi. In uno di questi gruppi in cui suona, si chiama Modern Jazz Group, conosce Fabrizio De André. Fabrizio De André è una persona molto importante nella vita di Luigi e diciamo la loro amicizia sboccia, se vogliamo, con un aneddoto che vi voglio raccontare, abbastanza così singolare. Succede che Fabrizio De André cerca di avere successo con le ragazze utilizzando una canzone che era invece scritta da Tenco, da Luigi Tenco. Questa canzone si chiama Quando e fu portata poi a successo da Peppino Di Capri. Lui si vanta, no? Dice: "Ah, che bella canzone che ho scritto", no? Cioè, in realtà non era sua la canzone. E a un certo punto lui va da Luigi, ci senti Luigi, devo dire la verità, io ho spacciato per mia una canzone che non è mia, ma è tua. E lui temeva le ire di Luigi, perché Luigi era molto geloso della sua musica, delle sue canzoni. In realtà invece Luigi si fa una gran sganasciata e con questo si cementa la loro amicizia. Questa sera noi ascoltiamo, prima della canzone Quando, una breve testimonianza di un suo amico d'infanzia che ci dà, se volete, un quadro diverso dal Tenco che magari ci descrivono normalmente. La testimonianza è di Gianfranco Reverberi e poi appunto ascoltiamo la canzone. Faceva sempre così, oppure assumeva pose tristissime. In quel periodo andava di moda James Dean e lui, che gli assomigliava un po', giocava a fare l'artista tormentato per far colpo sulle ragazze. E ci riusciva benissimo. Ma sceso dal palco si toglieva la maschera e tornava a essere allegro e spiritoso, come sempre. Il mio amore tornerà da me. Nel cielo una stella splenderà. Se è spenta
l'amore tornerà da me, da me. Pensate quanti lenti hanno ballato su questa canzone, incredibile, una grande canzone d'amore. Ecco, nella percezione esterna, come abbiamo già accennato, Luigi viene visto come una persona ombrosa, oscura, pessimista, qualcuno dice addirittura menagramo. Cioè, in realtà le testimonianze ci dicono, avete appena sentito Reverberi, ma ce ne sono altre, che Luigi invece era una persona estremamente allegra e socievole, soprattutto con gli amici. Ed era molto molto legato al suo gruppo dei genovesi, quelli che vi ho menzionato prima, insomma, no? E due di questi amici genovesi, i fratelli Reverberi, lo invitano a Milano. Nel 1959 Luigi si trasferisce a Milano per collaborare con la casa discografica Ricordi. Trova una pensioncina, Galleria del Corso a Milano, che a quel tempo non aveva i prezzi di oggi, incendiamoci, e lì diciamo, si stabilisce insieme a alcuni altri suoi amici appunto di Genova, come Piero Ciampi, Bruno Lauzi, lo stesso Fabrizio De André. E lì fanno una vita spensierata, una vita da giovani, una vita da boemiensi, direbbe, no? Si divertono, vanno in giro la sera, ballano, cantano, no? Ecco, una vita estremamente spensierata. Ed è un periodo molto intenso da un punto di vista artistico per Luigi, che scrive principalmente canzoni per altri. No, avete sentito prima quella per Peppino Di Capri. E in quel periodo entra in contatto con un gruppo milanese, i Cavalieri. In questo gruppo dei Cavalieri suonano e cantano due personaggi del calibro di Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, che lui appunto conosce in quell'occasione lì. E collabora, comincia a scrivere anche delle cose insieme con loro, insomma. È un periodo, come vi dicevo, molto molto fecondo per Luigi, e proprio in quel periodo lui riesce a pubblicare il suo primo EP. L'EP è un disco formato da 4 brani. Questa sera noi di questi 4 brani ve ne vogliamo far ascoltare uno che è un po', come dire, simboleggia quel disco e anche il periodo di Luigi, un periodo estremamente spensierato, per cui la canzone che sentite è tutto fuorché una canzone triste, malinconica, ma assolutamente invece leggera e spensierata. Mi chiedi solo amore. Sempre, sempre io t'amerò, senza te non vivo più. Quindi non dir mai più che vuoi solo un po' d'amore. Per me sei tutto il mondo, sei la luce dei miei occhi, perché, dimmi perché, chiedi soltanto un po' d'amore, ecco invece, ecco, tutto il mio cuore lo do a te, soltanto a te.
Luigi è un ragazzo come tanti altri, un ragazzo che ha tante passioni, tanti interessi, e fra questi uno in particolare, il cinema. Lui fin da bambino frequenta un cinema del suo quartiere di Genova, il quartiere La Foce, e in questo cinema lui si sorbisce dei film lunghissimi, film americani ma non solo, e spesso film musicali. Lui si forma anche un po' così, possiamo dire. Lui questa passione la coltiverà per tutta la sua vita. Fra l'altro si compra anche una cinepresa, perché voleva anche fare dei cortometraggi, così. Aveva delle ambizioni che poi però non dettero seguito, come dire. E però nel corso della sua vita dovete sapere, e pochi onestamente lo sanno, che Luigi ebbe la possibilità di fare il cinema come protagonista. Luigi fu protagonista di un film nel 1962, un film del regista Luciano Salce. Luciano Salce, forse non tutti lo conoscono, però è un regista molto importante degli anni 60-70, un regista che faceva tendenzialmente film di satira sociale. Ecco, il film che lui realizza è La Cuccagna. Per questo film lui ingaggia Luigi nella parte maschile e una bravissima e giovane attrice, Donatella Turri. Questo film parla sostanzialmente di questi due giovani che si incontrano e si innamorano. Sono due giovani estremamente puri, semplici, che cercano una loro strada, hanno dei valori, hanno dei sentimenti, ma si scontrano con una realtà che Luciano Salce ci dipinge, che è estremamente, diremmo noi, tossica. I famosi anni 60, gli anni 60 che tanto ci vengono idealizzati, in realtà avevano degli aspetti assolutamente terribili, nel senso che erano anni di grande, come dire, rampantismo sociale, no? La gente voleva rapidamente fare successo, carriera, soldi, e per questo si sacrificavano anche molti valori, diciamo così, usiamo questo eufemismo. Ecco, il film è un po' la storia di questi due giovani che si scontrano con questa società estremamente egoista e cinica. Ecco, Luigi per questo film diciamo, contribuisce anche ovviamente alla colonna sonora. E quando c'è però da scegliere la canzone principale, quella che lui stesso canterà nel corso del film, non prende una sua canzone, ma prende una canzone di Fabrizio De André, La ballata dell'eroe. Era partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine e le stelle e il consiglio di vender cara la pelle. E quando gli dissero di andare avanti, troppo lontano, si spinse a cercare la verità. Ora che è morto, la patria si gloria di un altro eroe alla memoria. Ma lei che lo amava, aspettava il ritorno di un soldato vivo, d'un eroe morto. Ma che ne farà se accanto nel letto le è rimasta la gloria d'una medaglia alla memoria? E a proposito dei famosi anni 60, dei meravigliosi anni 60, parliamo di un altro aspetto abbastanza critico di quei tempi: la censura. Gli anni 60 erano un'epoca terribile da questo punto di vista, un'epoca di moralismo, di perbenismo, in cui
venivano fuori gli aspetti più retrivi, più chiusi della società, no? Il conservatorismo, molto anche di origine ecclesiastica, no? Ecco, in questi tempi c'erano degli episodi veramente clamorosi. Io ne voglio ricordare uno che mi sta particolarmente a cuore perché riguarda due splendide persone che sono appena venute a mancare, le gemelle Kessler. Le gemelle Kessler arrivano in Rai e devono debuttare in una trasmissione, mi sembra fosse Canzonissima, non sono sicuro. Ma per potersi esibire, loro avevano queste splendide gambe lunghe, no? Ma per potersi esibire dovettero coprire le loro gambe letteralmente con delle calze scure che sembravano dei pantaloni, cose veramente ridicole, però a quell'epoca quella era la regola e il clima era quello lì. Ma poi ce ne sono tanti altri episodi, per esempio un altro riguarda Franca Rami e Dario Fo. Un altro episodio di censura che alcuni di voi ricorderanno è quello che colpì gli artisti Fo Rame. La coppia nel 1962 fu chiamata a condurre Canzonissima, una trasmissione a quell'epoca nazional-popolare che riuniva tutte le famiglie davanti alla TV. Osarono parlare in una puntata del problema della sicurezza sul lavoro e degli obblighi che avrebbero dovuto avere i datori di lavoro in questo ambito. Tema attualissimo. La censura colpì durissima e la coppia fu allontanata dagli schermi televisivi per molti anni. Eh sì, sembra incredibile, eppure è proprio così. E naturalmente anche Luigi, spirito libero, venne colpito dalla censura. Beh, prima mi conto un aneddoto veramente assurdo. In una sua canzone, che si chiama Se sapessi come fai, lui fu costretto, per poterla produrre, proporre al pubblico, a sostituire il verbo fregartene con il verbo infischiartene. Pensate solo, no? Ecco, come se fregartene fosse, no, una cosa scandalosa. Ma probabilmente la cosa più clamorosa, diciamo la censura più clamorosa che colpì Luigi Tenco riguarda la canzone Cara Maestra. La canzone Cara Maestra, una canzone che se voi leggete il testo, poi ascolteremo la canzone, è un testo assolutamente, voglio dire, tranquillo, è un testo che non contiene nessun tipo di né di volgarità, né di insulto, né di altro, un testo solo di critica sociale. Era un testo che prendeva un po' in giro quelle che a quel tempo erano le cosiddette autorità, cioè coloro che venivano considerati i punti di riferimento per la gente, per le persone, cioè il sindaco, la maestra e il parroco. Ecco, era un modo, diciamo, un po' pungente, ma sostanzialmente si trattava di satira sociale. Ecco, questa canzone fu censurata e mai più proposta all'interno della RAI. Però noi, no, noi questa sera la ascoltiamo. Cara maestra. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi non siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore tu ci facevi alzare tutti in piedi, e quando entrava in classe il bidello ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente, però
d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua? Egregio sindaco, mi han detto che un giorno tu gridavi alla gente vincere o morire. Ora vorrei sapere come mai vinto non hai, eppure non sei morto, e al posto tuo è morta tanta gente che non voleva né vincere né morire. Abbiamo già intuito che fra le varie cose Luigi è anche un convinto pacifista. Abbiamo ascoltato il testo alternativo di Sanremo, di ritornare, e poi la sua scelta della ballata dell'eroe per il film La Cuccagna. Lui però fondamentalmente le due sue canzoni pacifiste più importanti sono Padroni della Terra e Se ci diranno. Padroni della Terra è la versione italiana di una canzone francese di un cantautore francese, appunto, Boris Vian. E invece E se ci diranno è un testo suo, è un testo che a quel tempo, presso un certo tipo di pubblico giovane, ebbe un grande successo, tanto da diventare una specie di inno. Questa sera li ascoltiamo entrambi. E se ci diranno che per rifare il mondo c'è un mucchio di gente da mandare a fondo, noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare per poi sentire dire che era un errore, noi risponderemo no, 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 no. E se ci diranno che nel mondo la gente o la pensa in un modo o non vale niente, noi che non abbiamo finito ancora di contare quelli che il fanatismo ha fatto eliminare, noi risponderemo no, 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 no. E se ci diranno che è un gran traditore chi difende la gente di un altro colore, noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara fare cose di cui ci dovremmo vergognare, noi risponderemo no, 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 no. E se ci diranno che è un destino della terra selezionare i migliori attraverso la guerra, noi che ormai sappiamo bene che i più forti sono sempre stati i primi a finire morti. Noi risponderemo no, no, no. Prego.
scrivo queste righe che forse leggerete se tempo avrete mai. Ho qui davanti a me il foglio di richiamo, io devo ritornare in guerra lunedì. Padroni della terra, non lo voglio più fare, non posso più ammazzare la gente come me. Non è per farvi torto, ma è tempo che vi dica, la guerra è un'idiozia, non ne possiamo più. Da quando sono nato, dei figli sono partiti, dei padri sono caduti davanti agli occhi miei. Ho visto 1000 madri che han perso tutto quanto e ancora vanno avanti senza saper perché. Al prigioniero poi han rubato la vita, han rubato la casa e tutto quel che ha. Domani alla mia porta verranno 2 gendarmi, verranno ad arrestarmi, ma io non ci sarò. Lontano me ne andrò, sul mare, sulla terra, per dire non alla guerra e a quelli che vedrò, e li convincerò che c'è un nemico solo, la fame che nel mondo ha gente come noi. Se c'è da versar sangue, versate solo il vostro. Signori, ecco il mio posto, io non vi seguo più. E se vi troverete con me, non porto armi, coraggio su, gendarmi, sparate su di me. Vi suonano un po', no? Queste canzoni? Vi richiamano forse qualcosa? Luigi è una persona molto attenta alle questioni sociali, lo abbiamo visto anche da poco con Cara Maestra, no? Questa canzone di critica, no? Sociale. In realtà lui ha varie modalità di esprimere questa sua propensione, no? I toni delle sue canzoni a sfondo sociale hanno varie appunto graduazioni, a volte è critico, a volte è addirittura sferzante, ironico. Ecco, lui ha modo proprio di esprimere queste sue, come dire, questa sua qualità, questa sua grande propensione nei confronti dei temi sociali, scrivendo delle canzoni per una trasmissione televisiva. Una trasmissione televisiva, adesso vi dico perché è didattico. Questa trasmissione televisiva si chiamava Le Comari ed era una trasmissione televisiva del 1964. Per l'epoca era una trasmissione assolutamente rivoluzionaria, nel senso che trattava le tematiche sociali. C'erano 8 puntate e ciascuna di queste puntate trattava un tema sociale, da vari punti di vista, no? Dal punto di vista sociale, filosofico e anche dal punto di vista, come dire, della cultura, quindi dell'espressione artistica. Luigi
scrisse una canzone per ciascuna tematica sociale. Secca dover dire che di questa trasmissione se ne è persa la traccia e non si trova più neanche nelle teche Rai. Però due di queste canzoni che lui scrisse questa sera abbiamo modo di ascoltarle. In modo particolare ne ascolteremo appunto due canzoni. Una si chiama Vita familiare ed è una caustica presa di posizione nei confronti di un tema che a quell'epoca era assolutamente tabù, il tema del divorzio. Pensate che eravamo nel 64 e la legge sul divorzio è di 10 anni dopo, quindi pensate un po' anche a quanto fosse difficile parlare di una cosa di questo genere. E poi un'altra canzone che ascolteremo è Vita sociale. Vita sociale è una canzone molto ironica, molto anche sarcastica, sentirete, pungente anche questa, che prende in giro da un lato come dire, la burocrazia, il male della burocrazia italiana, no? Da un lato, e dall'altro lato un'abitudine che nel tempo non mi sembra che si sia tanto persa, che è quella della bustarella. Giudice, vorrei lasciare mia moglie, giudice, vorrei andarmene via, perché l'hai sposata, perché portava in dote terreni confinanti con le terre che ho io. Forse le vostre terre non confinano più. Ma scusi, ma che domande sono? Ma certo che confinano ancora, e allora non avrai mai il permesso di lasciare tua moglie, di andartene via. Giudice, vorrei lasciare mia moglie, giudice, vorrei andarmene via, perché l'hai sposata, per avere dei figli che mi dessero una mano nel lavoro, e lei non te li ha dati questi figli. Beh, no, cioè sì, effettivamente, sì, certo che me li ha dati, e allora non avrai mai il permesso di lasciare tua moglie, di andartene via. Giudice, vorrei lasciare mia moglie, giudice, vorrei andarmene via, perché l'hai sposata, perché l'amavo troppo e non potevo più vivere se non vicino a lei. Forse che ora tu non l'ami più. No, io non l'amo più, e allora mi scusi, non si può. Sì, ma insomma il vincolo indissolubile, ma è possibile, non si può. Basta! Se lei sapesse cos'è la vita sociale, non mi starebbe a seccare perché io la faccia passare. Se lei sapesse essere una persona civile, aspetterebbe il suo turno, come fa tutta l'altra gente. Oh, senta, ma lei non sa chi sono io? E io sono il commendatore tale, parente del ministro tale. Ah, mi spiace, ma questo non mi importa niente. Lo dica pure al suo parente. Io non mi lascio influenzare. La vuol capire?
Questa è la vita sociale. Commendatori o cavalieri, per noi la gente è tutta uguale. Impari un poco a essere una persona civile, a essere un poco più gentile con chi fa il proprio dovere. Sì, vabbè, senta, la prego, mi faccia passare. Se in mezz'ora io non ho fatto, io sono un uomo rovinato. Spiacente, ma non ci posso fare niente. Prima di lei c'è tanta altra gente che ha diritto di passare. La vuol capire? Questa è la vita sociale. Oh, se mi lasciassi impietosire, tutti verrebbero a pregare. In fondo poi una persona civile, anche se ha i suoi problemi, deve sapersi controllare. Senta, un'ultima cosa vorrei dire. Ho giusto 10.000 lire, di cui non so proprio che fare. Va bene, visto che insiste tanto, daremo ascolto al sentimento. Va bene, e passi pure avanti, ma si ricordi, sia almeno riconoscente, che al posto mio tanta altra gente avrebbe chiesto 20.000. Questo episodio che sto per raccontarvi, e che vi racconto appena accendo il microfono, ecco, questo episodio che sto per raccontarvi potrebbe intitolarsi Nemo, profeta in patria. Perché? Perché nel 1964 una canzone di Luigi, Ho capito che ti amo, che venne portata al successo da Vilma Goic, vince un premio internazionale in Spagna e ottiene una inaspettata popolarità, tanto che viene notata dagli autori di una soap opera argentina. Le soap opere esistevano anche allora. E questa canzone viene utilizzata come sigla, addirittura come sigla di questa soap opera, e ottiene un grandissimo successo, un tale successo che questi autori invitano Tenco ad andare in Argentina, a Buenos Aires. E nel dicembre del 1965, grazie anche ad una licenza dal servizio militare, perché stava facendo il militare, Tenco, vola in Argentina. Ma quando scende dall'aereo lo aspetta una sorpresa incredibile. C'è una folla che lo sta aspettando, una folla osannante, un numero di persone tali che lui non vedrà mai nella sua vita, neanche sommando tutte le altre occasioni pubbliche. In Argentina si erano innamorate di Luigi e delle sue canzoni. E Luigi viene invitato a varie trasmissioni radiofoniche, televisive, dà una serie incredibile di interviste, quali non darà mai in Italia, tanto per capirsi, e dove vengono fuori vari aspetti della personalità di Luigi, e naturalmente ha occasione di cantare le sue canzoni, e tra queste ovviamente Ho capito che ti amo. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentire svanire in me l'indifferenza, per temere che non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima
prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che ormai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciato andare nell'amore. Capace solo di scrivere canzoni d'amore tristi, che parla di amore disperato, impossibile, non è del tutto vera. Ormai credo che anche il pubblico lo abbia intuito, insomma, no? Luigi ha una grande varietà anche per quanto riguarda l'amore. Lo abbiamo già visto, per esempio, con Vedrai, vedrai, no? Il suo amore filiale. Lo abbiamo visto, per esempio, in quella canzone leggera degli suoi inizi, no? Mi chiedi solo amore. Lo abbiamo visto nel grande, lento romanticone di Quando, no? Ecco. E per esempio non mancano anche i toni sarcastici, ironici. Ad esempio di Un giorno di questi ti sposerò. Un giorno di questi ti sposerò. Stai tranquilla, così la smetterai di darmi il tuo amore col contagocce. Un giorno di questi ti sposerò. Stai tranquilla, così la smetterai di rinfacciarmi quello che dice il mondo. Un giorno di questi ti giurerò d'amarti sino all'ultimo giorno. Ma tu sai già benissimo che non si può sapere cosa sarà domani. Un giorno di questi ti sposerò. Stai tranquilla, così tu avrai diritto di avere quelle cose che adesso io ti do soltanto perché ti amo, anche l'amore. Un giorno di questi ti giurerò di amarti sino all'ultimo giorno, ma tu sai già benissimo che non si può sapere cosa sarà domani. Un giorno di questi ti sposerò. Stai tranquilla, così tu avrai diritto di avere quelle cose che adesso io ti do soltanto perché t'amo, anche l'amore. E poi naturalmente Luigi dell'amore ha anche i toni malinconici, crepuscolari, direi struggenti, di un capolavoro come Lontano lontano. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso
osservi un po' in giro e lontano, lontano nel tempo l'espressione di un volto per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu amavi tanto, e lontano, lontano nel mondo una sera sarai con un altro e ad un tratto chissà come, perché ti troverai a parlargli di me, di un amore ormai troppo lontano. E poi naturalmente Luigi l'amore lo ha vissuto sul serio, si è innamorato, ha avuto diverse donne, come è facilmente intuibile, e una in particolar modo, quella che diciamo fu conosciuta come la sua fidanzata ufficiale, Valeria. Tanto ufficiale, e questo vi dica il personaggio Tenco, che nessuno l'ha mai vista. Forse il fratello Valentino dice di averla incontrata una volta a Roma, ma neanche lui è tanto sicuro. Quindi pensate, però ci restano le lettere che Luigi ha scritto a Valeria. Ecco, noi questa sera vogliamo leggervene una, l'ultima lettera, che fu scritta pochi giorni prima di quel famoso Sanremo. Ed è interessante, da un lato, per capire il rapporto fra appunto Luigi e Valeria, e dall'altro anche per capire qual era lo stato d'animo di Luigi diciamo alla vigilia di quell'appuntamento. Ascoltatela con attenzione perché dice molte cose. Prego. Roma, 16 gennaio 1967. Mi dispiace, a volte sono ingiusto, egoista, arrogante, penso ai miei problemi e non sempre mi rendo conto di ciò che hai passato e stai passando. Potrai perdonarmi, amore mio? Il fatto è che io non vorrei mai che tu ti allontanassi da me. E quando questo succede mi sento spaventato e solo, come se tutta la solitudine del mondo mi pesasse sulle spalle. Sarà l'ultima volta, al diavolo anche Sanremo, vada come vada. A questo punto non me ne frega più niente. Voglio che passi, che finisca. Voglio uscire da questo gran casino in cui mi sono infilato. Prometto, ti ascolterò, tesi e tesine, parleremo di DNA, deficit idrico, zera mais e di noi soprattutto. Appena avrai discusso la tesi, faremo una cosa che non abbiamo fatto ancora. Ce ne andremo per un periodo di tempo, tu e io. Andremo in Africa, in Kenya. Guarda nel secondo cassetto della scrivania e comincia a fare qualche programma. Tesoro, avremo i giorni e le notti, tutte per noi. Potremo parlare, prendere il sole, fare l'amore, dimenticare i problemi che abbiamo vissuto, le angosce, i momenti bui
riscoprire il senso della vita. Ciao, Luigi. Ah, torna presto. Queste mie mani sono piene di carezze per te e io non sopporto la tua assenza. Luigi. Ma forse la canzone d'amore più rivoluzionaria che Luigi ha scritto è Mi sono innamorato di te. È una canzone rivoluzionaria perché a quel tempo le canzoni d'amore erano diverse, diciamo, no? Quelle che cantava Orietta Berti, Claudio Villa, Gianni Morandi, eccetera, no? Canzoni basate su degli stereotipi, se volete, no? Le languide carezze, gli occhi profondi, i sogni d'amore, eccetera, eccetera, cose molto idealizzate, no? E ecco, in questa epoca, esattamente in questa epoca, Luigi ha il coraggio di dirci che ci si può innamorare anche perché non si ha niente di meglio da fare, perché si è annoiati e quindi per sconfiggere la noia ci si innamora. Ecco, questa è una cosa che, diciamo, probabilmente molti giovani dell'epoca, ma non solo di quell'epoca, hanno provato, e solo che ovviamente è difficile ammettere una cosa di questo genere, no? Ecco, Luigi lo ha ammesso e ce lo ha anche presentato con questa splendida canzone. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Luigi è un artista completo, scrive non solo canzoni, scrive poesie, scrive racconti, scrive una sceneggiatura di un film che ovviamente non sarà mai prodotto e scrive poi anche dei piccoli testi, degli aforismi che hanno un sapore di autoironia e ci svelano appunto anche questo tratto del carattere di Luigi, l'autoironia. Ecco, questa sera ve li vogliamo proporre e passano sotto il nome di Strisce di stampa.
In questi brevi testi Luigi si paragona ad un gatto. Sembra che gli amici di Tenco sostengano che il Tenco stesso appartiene, fatto un attento esame delle sue prerogative e del suo carattere, più alla razza felina e per esattezza alla specie dei gatti che a quella umana. Per questo gli hanno affibbiato il soprannome di gatto. La società protettrice degli animali si sta interessando al caso. Da quando è saltato fuori il fatto che i suoi amici lo chiamano il gatto, Tenco è parecchio seccato. I suoi ammiratori, che prima gli inviavano lettere di elogio, ora hanno preso a mandargli pacchi di acciughe, lische di pesce e fette di salame. E come non bastasse, il proprietario di una fattoria emiliana mi ha anche proposto un piccolo stipendio perché gli acconsenta di dargli la cantina poveri topi. Gli amici di un noto cantautore, e visto che gli amici di Tenco hanno dato al Tenco stesso il soprannome di gatto, per non essere da meno hanno proposto al loro amico artista di affibbiargli il soprannome il cane. Il cantautore non ha accettato, visto che questo potrebbe anche essere interpretato come un giudizio sulle sue capacità artistiche. Una famosa ditta di stivali ha proposto al gatto, cioè Luigi Tenco, una serie di prestazioni fotografiche a scopo pubblicitario. Il gatto non ha accettato. Peccato. Avrebbe fatto epoca una fotografia di il gatto con gli stivali. È curioso come la casa del gatto, pur essendo isolata, non abbia mai tentato qualche ladruncolo, quando le case vicine ne hanno già fatto triste esperienza. Che sia dovuto al fatto che Tenco, il quale, come è noto, dorme di giorno e sta sveglio la notte, rappresenta il primo gatto da guardia della zoologia? Come abbiamo visto, Tenco inizia la sua carriera più come autore di canzoni per altri che come interprete di canzoni. Se vi ricordate, all'inizio per Peppino Di Capri, per Giorgio Gaber, per Vilma Goic, per Ornella Vanoni, perfino per i Primitives, quelli di Mal. Ecco, ha scritto anche una canzone per loro. E poi canta canzoni di altri autori, lo abbiamo visto, canta canzoni di Fabrizio De André o di Boris Vian, e collabora con un sacco di musicisti della sua epoca, perché lui è un artista perfettamente inserito nel suo tempo, quindi non una specie di eremita che vive lontano dagli altri, ma un artista che collabora con gli altri artisti dell'epoca. Noi questa sera vogliamo in particolar modo ricordare la sua collaborazione con un altro grande autore dell'epoca, Giulio Rapetti, Mogol. Qual è il collegamento fra questi due artisti? Il collegamento è rappresentato dalla casa musicale Ricordi, la casa musicale che Luigi ha cominciato a frequentare nel 59 a Milano, se vi ricordate. Ecco, quella casa discografica era diretta dal papà di Giulio Rapetti, cioè di Mogol, e lì si sono conosciuti. E insieme hanno scritto 3 canzoni. Voi sapete, forse lo avete letto, ve lo dico molto rapidamente, le canzoni che scriveva Mogol con gli altri autori erano fatte così, cioè funzionavano più o meno così. Arrivava un artista, arrivava Luigi Tenco, arrivava, non lo so, Lucio Battisti, chiunque altro, e cominciava a suonare il pezzo che aveva pensato, Ecco, su quel testo Mogol, che si sdraiava di solito per terra, cominciava a scriveva. Di solito nel giro di 2 ore aveva già scritto il testo. Una volta si racconta che lo ha scritto mentre stava guidando l'auto. Questo per dirvi il talento assoluto, cioè uno che riesce
a condensare in parole estremamente efficaci, no? E riesce ad abbinarlo con la musica. È chiaro che si nasce, no? Con un talento del genere. Ecco, frutto della collaborazione, dicevo, tra questi due sono 3 canzoni. Noi questa sera ne vogliamo ascoltare e ricordare una in particolar modo. È una canzone che fu portata diciamo, al successo da Vilma Goic, ma che poi divenne super popolare e, come dire, un successo straordinario grazie alla voce incredibile di Mina. Questa sera ascoltiamo Se stasera sono qui. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, ed ora che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, ed ora che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Se stasera sono è perché ti voglio, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo anche se non lo E come un grande cerchio che si chiude, torniamo a quel Sanremo del 67. In quel Sanremo erano presenti tutti, ma veramente tutti i big della canzone italiana. E oltre a questi c'erano parecchi artisti stranieri, anche perché forse qualcuno lo sa, se lo ricorda, si cantava in coppia. E di solito spesso era una coppia, un italiano, uno straniero, a volte due italiani. Ecco, c'erano degli artisti noti internazionali come Marianne Faithfull, Dionne Warwick, Cher, la famosa Cher, Dalida ovviamente, e tra gli italiani appunto tutti importanti. Noi questa sera vogliamo concludere lo spettacolo rendendo omaggio a una delle interpreti di quel Sanremo, Ornella Vanoni. Ornella Vanoni.
innanzitutto perché Ornella era un'amica di infanzia, un'amica di adolescenza, diciamo, di Luigi. Si conoscevano ai tempi di Milano, quando Luigi andò appunto a Milano e la Ornella cantava le famose canzoni della Mara, no? E Luigi ebbe modo di suonare il sax e di comporre anche delle canzoni per lei. E poi questo è anche un momento in cui a me particolarmente sta a cuore rendere omaggio ad Ornella Vanoni. E quale migliore occasione se non appunto quella di interpretare una sua canzone, la canzone che lei presentò in quel Sanremo del 67. Signori, questa è una canzone scritta da due grandi artisti come Umberto Bindi e Franco Califà. La musica è finita e con questa canzone vi salutiamo. Gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, nemmeno una parola, l'accenno di un saluto, ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. E cosa non farei per stringerti a me? Cosa non farei perché questo amore diventi per te più forte che mai. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi lasci solo più di prima. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. Non buttiamo via così la speranza di una vita d'amore. Andrea Uliana del tastiere, Alessandro Modenese chitarra e voce, le nostre direttrici Rossella Gioia, Daniela Alzetta, Marisa Altieri, il nostro regista Massimo Donofrio, non so dove sia, dalla Piaggia Parco 3. E Marco Del
Ciao. Ciao Livia. Non so, Mino, che so.